Eder McAllister Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla, uccidendo 2 ventenni e ferendo gravemente altre 3 persone, una delle quali è poi morta in ospedale. È crollato davanti ai carabinieri, scoppiando in lacrime e ammettendo di aver fatto fuoco, ma solo per difendersi. Una confessione durata poco, quella di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato dell'omicidio di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, ammazzati a colpi di pistola per strada a Monreale sabato notte davanti a decine di persone. Comparso davanti al pubblico ministero insieme al legale d'ufficio, probabilmente su consiglio del difensore, il ragazzo ha poi scelto di restare in silenzio. Una linea che potrebbe rendere inutilizzabili le parole messe a verbale. Calvaruso, la sera della strage, non era solo. Dallo Zen di Palermo e dal quartiere Borgo Nuovo erano partiti insieme a lui almeno altri 4 ragazzi. L'indagato si era fatto prestare il motorino da un amico. Al momento è l'unico a essere formalmente accusato del triplice omicidio. Ma i carabinieri, coordinati dalla procura di Palermo, stanno cercando gli altri. A sparare, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati in 2. 20 i colpi esplosi ad altezza d'uomo. Nessuna traccia invece dell'arma usata da Calvaruso, incastrato oltre che dai video girati dalle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, dal riconoscimento fotografico fatto da alcuni testimoni, dagli occhiali che lui stesso aveva ammesso di indossare ritrovati nel luogo della rissa e dalle parole di un amico. Sentito dai magistrati, il ragazzo ha sostenuto di aver prestato il motorino all'indagato la notte della sparatoria e che poche ore dopo questi si sarebbe presentato a lui chiedendogli di denunciare il furto del mezzo perché aveva combinato un macello, sparando ed uccidendo 2 persone. Indizi pesanti indicati nel provvedimento di fermo emesso la scorsa notte, che nelle prossime ore, forse mercoledì, dovrà essere convalidato dal GIP. Per Calvaruso, che dovrà cercare un altro legale, visto che quello nominato come difensore di fiducia ha rinunciato all'incarico, l'accusa è di strage e di detenzione illegale di armi. Contestazioni pesanti quelle mosse dai PM, secondo i quali il bilancio poteva essere anche peggiore, visto che la strada era piena di gente e sono stati sparati colpi ad altezza d'uomo. Secondo quanto riferito dai testimoni, nella zona della strage erano presenti infatti tra le 50 e le 100 persone. Le immagini della rissa, scoppiata probabilmente per i commenti sulla guida del gruppo di palermitani fatta dalla comitiva di monrealesi, circolano ormai sul web. Nel video, girato con un cellulare, si vedono chiaramente i ragazzi che si picchiano anche a colpi di casco e un fuggi-fuggi generale. Siamo distrutti. Ci dispiace per mio figlio e per gli altri ragazzi, dice la madre di Calvaruso, che sostiene che il ragazzo, come testimonierebbero le ferite riportate, sia stato aggredito. Domani, intanto, in procura verrà dato l'incarico ai medici legali che dovranno fare l'autopsia sul corpo delle 3 vittime. E mentre i familiari dei ragazzi morti chiedono giustizia, su un balcone del pub davanti al quale è scoppiata la rissa sabato notte, è comparso uno striscione con scritto «Non lo spegni il sole se gli spari», firmato dagli Ultra Spioppo, frazione della cittadina Normanna in provincia di Palermo. Un tributo ad Andrea Miceli, una delle 3 vittime che giocava come attaccante nel Real Pioppo. Parla invece dall'ospedale in cui è stato ricoverato il 6enne, rimasto ferito nella sparatoria. Il ragazzo era totalmente estraneo alla rissa e si trovava a passeggiare davanti al locale. Mi hanno sparato in testa. Non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi. Sono vivo per miracolo, ha detto intervistato dal TG.com. Il ragazzino ha una ferita alla testa, ma non è in pericolo di vita. Ho creduto di morire, ha aggiunto. Chiedo giustizia, chi ha fatto questo deve pagare. Marco! Catilla non ti muovere giù! Catilla non ti muovere! Marco! Catilla non ti muovere giù! Catilla non ti muovere!
Sebastiano Visintin con grande fatica dopo tanto tempo ammette praticamente di non essere passato dalla Galleria Rossoni la mattina del 14 e quindi si libera quella slot temporale delle 9.05 in cui potrebbe avere preso Liliana. Questo potrebbe essere un grande passo avanti e invece viene vanificato dalla nuova teoria fantastica della sosia. Se Liliana non fosse uscita di casa, a questo punto Sebastiano, avendola ammazzata prima, non solo non sarebbe passato dalla Galleria Rossoni ma nemmeno da tante altre gallerie, per cui questa importante scoperta viene vanificata. La teoria della sosia sta contribuendo in modo attivo a giustificare e salvare vari comportamenti di Sebastiano Visintin. Sebastiano sperava di trovare appigli da tutte le parti e li ha trovati paradossalmente in una teoria appoggiata dallo stesso Claudio Sterpin. Oltretutto, se qualcuno avesse voluto fare credere che Liliana era fittiziamente uscita di casa perché in realtà era morta in casa, avrebbe sicuramente portato fuori anche i suoi telefoni, se no che depistaggio è? Quindi la sosia si sarebbe recata chissà dove coi cellulari, facendoci credere quindi di doverla cercare da qualche parte e poi sarebbe morta. Invece la sosia esce ma i cellulari restano dentro, portando quindi automaticamente gli inquirenti ad avviare le indagini dalla casa dove sarebbe stata uccisa, quindi dilettanti allo sbaraglio. Claudio Sterpin prima sostiene di aver parlato alle 8.22 con Liliana, ma poi evidentemente non crede più nemmeno lui a questo, visto che sostiene che 10 minuti dopo per Damiano Chiesa passi una sosia. Tutto ciò funziona per difendere Sebastiano meglio della stessa difesa dei Bevilacqua. Ne stiamo parlando da più di 3 anni, e siamo ancora qua a parlare per l'ennesima volta degli stessi episodi. Per fortuna la procura è cambiata, altrimenti sarebbe stato inutile riparlarne per la 20ª volta come lo stiamo facendo. Questi sono fatti accaduti che dovevano essere compito della procura da, mettere in chiaro. Non è stato fatto niente in 3 anni e mezzo, niente. È stato fatto un goffo tentativo di farci credere che Liliana si è suicidata, alla quale hanno creduto 12 persone in tutta Italia. Tutti gli altri sono un poco più intelligenti, per capirci, perché lei non poteva suicidarsi, soprattutto in quelle modalità. Com'è che si è suicidata, chiedo io? Con i sacchetti bianchi, sciolti, con i sacchetti neri, in quel posto? Quando? Cioè, ci sono talmente tante domande che chiedono, devono trovare una risposta, che noi stiamo facendo aria fritta adesso a parlare per l'ennesima volta, forse 20ª, degli stessi episodi che sono successi l'altro anno, 2 anni fa, 3 anni fa. Siamo incolpevoli tutti, in colpevolissimo ritardo, ne stiamo parlando quasi 4 anni dopo. Dove era tutta la gente che si interessa di questo caso fino a ieri? Questo è il concetto. È una cosa che a me non mi lascia dormire. Prima non potevo dormire perché mi mancava Liliana. Adesso non dormo perché non posso usare la parola giusta, verso il mondo per come sono state condotte le indagini. Cioè la procura non ha fatto niente fino all'altro anno. Per fortuna che adesso la musica, almeno voglio sperare, è cambiata, c'è molta più serietà e vedremo l'opera. Siamo in attesa, punto. Cosa posso dire di altro? Voglio sperare di non essere il solo in Italia e aspetta questa conclusione. È stato detto, io penso praticamente tutto. Io non posso dire una mia opinione perché meno che mai sono tecnico, eccetera. Per noi tutti quella figura è stata Liliana e contemporaneamente potrebbe non essere lei. Ci vuole, un qualcosa di più convincente per convincere me soprattutto, eccolo. Le assomiglia sicuramente, ma non tanto. Il fatto che tu abbia parlato con lei alle 8.22 è già sufficiente per dimostrare che Liliana fosse viva in quel momento e oltretutto va dimostrato che quella non sia lei, perché la logica di base dice che quella è lei. Oltretutto Gabriella, Silvia e lo stesso Sergio non hanno mai avuto alcun dubbio che quella che passa in via Damiano Chiesa sia Liliana Resinovic. I dubbi, l'abbiamo sempre detto, sono in piazzale Gioberti. A Rimini come a Trieste il concetto non cambia, una telecamera di sorveglianza non ha la qualità sufficiente per permettere che su essa vengano fatte delle analisi, a meno che non si faccia un incidente probatorio con esperti del valore di Battiato.
Poi ci sono queste troppe incongruenze riguardanti il colore dei calzoni, la scarpa troppo lunga, lei aveva un 35, questa è un 39. Io sono alta 148 centimetri. Liliana era alta circa 10 centimetri più di me. Di scarpe portava 36 e 37, in base se fossero scarpe chiuse con calzettoni o scarpe estive senza calze. Da una telecamera di sorveglianza si può capire se passa un'auto o un camion, cioè una differenza evidente si coglie, ma chiaramente se si tratta di pochi centimetri la differenza non può essere colta e sarebbe assurdo pensare di poter notare il contrario. E allora molto intelligentemente si sta cercando di rimpicciolire Liliana facendola diventare più bassa e diminuendo anche il suo numero di scarpe. Il giubbotto che potrebbe non essere suo con una fibbia, eccetera, cioè sono emerse diverse particolarità che non sono state o viste o non si è voluto vederle o comunque ci sono. Secondo me dovrebbe essere controllato con molta più attenzione di quella che è stata fatta, cioè per tutti quella era Liliana, punto e basta. E invece adesso sono sorte diverse incongruenze che potrebbe non esserlo. Non c'è la certezza né che sia né no, questa è la verità. Allora una strada bisogna prenderla. Dopo essere stato qualche giorno prima di Natale, il 22 o il 23 dicembre del 21, a cercare il corpo di Liliana attorno alla chiesetta abbandonata ex obitorio dell'ospedale psichiatrico, avevo sentito l'esigenza di percorrere la strada che una volta usciti da via Verrocchio saliva per la via Damiano Chiesa, attraversava la strada per Basovizza e continuava per la vecchia strada romana che portava in cima a Monte Spaccato. E se avevo avuto l'esigenza di fare quel percorso era stato perché Gabriella Micheli qualche giorno prima evidentemente aveva affermato di aver visto le telecamere della scuola, i video della scuola di polizia, e avendo visto quei video affermava che Liliana non era scesa per via Damiano Chiesa quel giorno, quella mattina del 14 dicembre, per cui se non era scesa per via Damiano Chiesa, una volta uscita da via Verrocchio, non poteva che essere salita. Se Gabriella Micheli ha affermato che non è stata vista Liliana scendere per via Damiano Chiesa, deve comunque aver visto quella persona somigliante a Liliana, ma deve aver stabilito che quella non era Liliana e Gabriella conosceva bene Liliana. Quindi se ha stimato che quella che attraversava non era Liliana, porca miseria, era la sosia. Ci siamo? Quindi questa testimonianza della Micheli dovrebbe dimostrare proprio questo, no? Dovrebbe dimostrare che quella era effettivamente perlomeno una donna che assomigliava nell'altezza, nella camminata, in tutto quel che si vuole, ma non era lei. E quindi questo mi ha convinto. Ha convinto anche me che quella che passava per via Damiano Chiesa non era Liliana. Dopo 2 anni passati a sostenere con rigore monastico la causa di Sebastiano Visintin, Fulvio Covalero ha deciso di fare un'entrata a sorpresa nel teatrino delle teorie alternative. Adesso anche lui strizza l'occhio all'idea che la donna ripresa dalle telecamere il 14 dicembre in via Damiano Chiesa non fosse Liliana Resinovic. No, era una sosia, una controfigura. Un miraggio con lo zaino. A proporre per primo questa ipotesi è stato Claudio Sterpin, che sembra essersi convinto in buona fede di ciò che qualcuno gli ha raccontato. È comprensibile. Chi ha conosciuto Liliana e l'ha amata fatica ad accettare alcuni risvolti dei fatti emersi. Ma che ora anche Covalero, lo stesso che per mesi ha detto che Liliana era morta per cause naturali, che non c'erano segni di violenza e che non crede alle favole, si allinei alla teoria della sosia, è un colpo di scena degno di una fiction di seconda serata. Chiariamolo subito.
Non è che Fulvio abbia visto qualcuno il 14 dicembre. Lui non c'era, non sa, non ricorda, non si sbilancia. Ma guarda caso, quando le immagini delle telecamere cominciano a diventare scomode per la versione di Sebastiano, quella in cui Liliana esce di casa tranquilla, senza un biglietto con 2 sacchi, per andare a morire nel bosco, Fulvio scopre il dubbio. Forse non era lei. Forse sembrava lei, ma non lo era. Forse era una signora molto somigliante che per caso aveva anche lo stesso taglio di capelli, lo stesso zaino e lo stesso passo. Forse stava andando al discount a comprare dell'alibi fresco. Peccato che alle 8:22 di quella mattina Liliana parla al telefono con Claudio Sterpin. La sua voce, la sua presenza, la sua identità, tutto certificato. È viva, vigile e sta usando il suo telefono da casa. Perché, come è noto, il cellulare resta nell'abitazione. E qui la teoria della sosia si accartoccia su se stessa. Se davvero qualcuno voleva mettere in scena un depistaggio usando una controfigura, avrebbe avuto senso mandarla con il cellulare di Liliana, non il contrario. Invece, la sosia passeggia in via Damiano Chiesa, mentre la vera Liliana chiama da casa. Una messa in scena così maldestra da sembrare scritta a puntate su un tovagliolo. Insomma, Fulvio non si espone mai davvero, ma lascia cadere l'idea. Un po' come chi in pizzeria dice «Oh, a me non dispiacerebbe l'ananas, però fate voi». Solo che qui non si tratta di pizza, ma di spostare il peso di un'intera inchiesta. Che Fulvio ci creda davvero alla sosia è difficile da dire. Ma che la teoria faccia comodo a Sebastiano, quello sì che è evidente. Perché se quella in via Damiano Chiesa non era Liliana, allora tutto torna. Lei non è mai uscita di casa, non si sa dove sia andata, non si può dire quando è morta. E soprattutto, Sebastiano non ha nulla da spiegare. L'universo si ripulisce, come cancellando una cronologia imbarazzante. Covalero, quindi, sembra fare da paracadute logico al suo amico. Ma nel farlo finisce per sposare una tesi che nemmeno in una puntata di Stranger Things sarebbe stata accettata senza alzata di sopracciglio. La sosia non è una spiegazione, è una scorciatoia. Un pass VP fuori dal labirinto dei fatti. E il bello è che Fulvio riesce a dirlo con l'aria seria, quella da investigatore alternativo, come se stesse facendo una riflessione profonda e non un favore narrativo. Forse pensa che se lo dice a voce bassa sembra un'ipotesi tecnica. Ma il pubblico se n'è accorto. Il salto sulla zattera della sosia è un gesto da amico fedele, più che da osservatore neutrale. È il tentativo di alleggerire la posizione di Sebastiano, che ormai scricchiola come una sedia dell'Ikea montata a occhio. Ma c'è una cosa che Fulvio non ha calcolato. Più ci si aggrappa a teorie strampalate, più si fa capire che la realtà, quella vera, quella documentata, fa paura. E allora benvenuti nel mondo delle sosie fantasma, dove ogni telecamera mente, ogni somiglianza inganna e ogni amico si trasforma in ghostwriter d'alibi. Nel frattempo, noi aspettiamo la prossima. Magari tra qualche mese scopriremo che quella in via Damiano Chiesa era solo un avatar del metaverso. Firmato Covalero, Chief of Fiction. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.